Mantova, 16 agosto 1328. Gli uomini di Luigi da Gonzaga e dei suoi ambiziosissimi figli sorprendono nella notte Rinaldo Bonacolsi, detto il Passerino, ultimo rappresentante della sua casata, e conquistano un potere che durerà oltre 3 secoli. Immortalata da questo dipinto di Domenico Morone alla fine del 400, la cacciata dei Bonacolsi cambia la storia e il costume della città padana. Con la nuova signoria, sempre più ricca e lungimirante, Mantova spalanca le porte ai poeti, ai musici, ai pittori. Tra i primi ad arrivarci fu il Pisanello, che nelle sinopie preparatorie e negli affreschi del palazzo lascia il segno del suo allucinato realismo. Il tema dell'impressionante gruppo di figurazioni, la cui qualità d'arte appare altissima, si fonda sulla materia cavalleresca di Bretagna, cara a tutte le signorie padane, per il gusto dell'avventura e della prodezza che la pervade, e dalla quale i Gonzaga possiedono, agli inizi del 400, decine di testi in lingua francese. La romanzesca decorazione pisanelliana diventa così anche uno straordinario documento della cultura dell'epoca. Nel 1474, dopo avervi messo mano per alcuni anni, Andrea Mantegna firma la Camera degli Sposi, consacrandola a Ludovico II Gonzaga e alla consorte Barbara di Brandeburgo. Appare con ciò evidente l'intento del Mantegna di consegnare alla posterità il proprio nome unito a quello degli sposi suoi protettori, nella consapevolezza dell'eccezionale qualità d'arte del lavoro compiuto. Sullo sfondo di paesaggi e città ideali o collocate in nobili giardini prendono vita figure ed episodi cari alla memoria del signore di Mantova, che vi appare con i suoi familiari circondato da parenti, cortigiani, giullari e nani di corte. Un capolavoro questo della Camera Picta che, consacrando definitivamente la fama del Mantegna, gli consentirà anche di vivere protetto e sicuro fino alla morte alla corte di Mantova. Le opere d'arte che i Gonzaga non riuscivano a commissionare venivano prima o poi acquistate, come questa serie di arazzi figuranti gli Atti degli Apostoli, tessuti a Bruxelles prima del 1530 su cartoni di Raffaello. E proprio in quegli anni l'allievo prediletto di Raffaello, Giulio Pippi, detto Romano, presentato ai Gonzaga da Baldassarre Castiglione, il famoso autore del Cortegiano, entrava trionfalmente alla corte di Mantova, affrescando, dopo aver innalzato il Palazzo Te, il mitico ciclo troiano, dalla fuga di Elena con Paride alle cruente battaglie immortalate da Omero. Pittore, decoratore e architetto di brillante invenzione, Giulio Romano firmò subito dopo l'elegante e luminosa loggia dei Mesi e di fronte alla loggia, nel cortile della Cavallerizza, più tardi completato da Giovan Battista Bertani, costruì la rustica, una palazzina dalle fiammeggianti semicolonne tortili, nel cui tetro porticato si incorniciava la serena visione del lago. Nella loro instancabile comunione con l'arte, che in larga misura contribuiva alla loro fama, i Gonzaga erano aperti ad ogni invenzione. Il delizioso giardino pensile di Palazzo Ducale, eretto a livello di torri e campanili, nacque sotto il duca Guglielmo nel 1579 su disegni di Pompeo Pedemonte, in parte modificati durante i lavori da Bernardino Brugnoli. Ma forse sembrandogli ancora troppo lontana la volta del cielo, il duca Guglielmo se ne fece magistralmente affrescare una da Lorenzo Costa il Giovane, nella stanza detta appunto dello Zodiaco. Come ricorda l'orazione funebre del 1587, il duca aveva fatto con arte meravigliosa colorire le figure celesti, a significare che chi per la via della virtù cammina è traslato dalla terra in cielo.
All'appartamento del duca Vincenzo I si accedeva attraverso la fastosa Galleria degli Specchi, progettata dall'architetto e pittore Anton Maria Viani alla fine del Cinquecento e poi ripassata con altre preziosità nei secoli successivi. Nata per accogliere una raccolta di quadri, vi risuonarono nei primi anni del Seicento i madrigali e le musiche composte da Claudio Monteverdi, che egli stesso dirigeva a beneficio della corte e dei suoi invitati. Alla raccolta di sculture e di piccoli oggetti, il Viani aveva invece destinato la funzionale e luminosa Galleria della Mostra. Come più degli altri signori del Rinascimento, i Gonzaga onoravano un'epoca aperta a tutti i piaceri dell'esistenza. E nell'armonico giardino dei semplici o degli aromi coltivavano una grande varietà di erbe destinate a insaporire la loro stimolante cucina, della quale controllavano personalmente le ricette, le qualità delle derrate e il lavoro dei cuochi. Ancora del Viani è la singolare Galleria delle Metamorfosi, 4 stanze intercomunicanti con scene pagane ispirate da Ovidio, fastosamente decorate a stucco e con dipinti da ignoti artisti nel secondo decennio del Seicento, nel pieno cioè di quell'era del manierismo che quasi un secolo prima proprio Giulio Romano aveva clamorosamente dischiuso con il suo arrivo a Mantova, creando i capolavori architettonici e pittorici di Palazzo Te, la grande villa suburbana destinata ai piaceri di Federico II. La stanza dei giganti, nella quale, con chiara allusione politica a Carlo V, il gran protettore di Federico, Giove scagli i suoi fulmini travolgendo i giganti in un parossistico crollo, è un'ideazione vorticosa che coinvolge in un'unica scena pareti e volta e testimonia appieno l'estro esuberante di Giulio Romano. Impiegando come sempre uno stuolo di pittori, plasticatori e intagliatori, tutti artisti locali disposti ad accogliere senza riserve il suo insegnamento e le sue direttive, l'allievo di Raffaello sbrigliò la sua inesauribile fantasia anche nella creazione della Sala dei Medaglioni o dello Zodiaco, dove emblematiche formelle in stucco con i segni zodiacali sovrastano 16 gustose scene di caccia, un altro dei temi prediletti, insieme con quelli mitologici, dai signori del Rinascimento. Per il brillante e focoso Federico II, Giulio Romano approntò una camera da letto insieme stimolante e severa, che il costante ricorso al simbolo araldico dei Gonzaga fece appunto chiamare Sala delle Aquile. Ma i simboli più autentici per il giovane e sensuale figlio di Isabella d'Este erano senza dubbio quelli fatti scolpire con grande evidenza sul camino. Il motto «Quod huic dest me torquet», ciò che a lui manca è il mio tormento, si accompagnava infatti alla viscida rappresentazione di un ramarro, ritenuto, secondo le curiose indicazioni di Paolo Giovio, un animale del tutto frigido che non va mai in amore. Lo sfrenato amore di Federico per Isabella Boschetto e gli onesti ozi dopo le fatiche della guerra o della caccia trovarono invece allusive corrispondenze nella licenziosa storia di Eros e Psiche, per la quale Giulio Romano, affrescando la sala da pranzo, dispensò ancora una volta geniali invenzioni. E qui, al suono scoppiettante delle danze e delle musiche di corte, il signore e i suoi ospiti potevano finalmente accomunare il piacere dell'arte a quello della tavola,
scambiarsi promesse galanti o semplicemente preziose ricette della cucina degli dei elaborate dal mantovano Teofilo Folengo, discutendo di agnolini e di risotti, di capponi spolpati, spezie fini e impasti di uova purché or ora cacate dalle galline. Sotto il segno del ramarro, fattosi d'oro nella gran sala destinata al ballo e ai ricevimenti, le isolate figure dei magnifici cavalli prediletti da Federico Gonzaga e dipinte a ritmici intervalli sulle pareti hanno la rilevanza dei ritratti. Le donne, i cavalier, l'arme e gli amori, cantava in quegli anni Ludovico Ariosto, e anche per i Gonzaga farsi rappresentare a cavallo, impettiti e virili, era insieme un obbligo e un vanto. Un Luigi Gonzaga, poi molto ammirato come guerriero e come poeta dallo stesso Ariosto, portava un soprannome emblematico, Rodomonte. Da lui e dalla moglie Isabella Colonna nacque in Ciociaria nel 1531 un Gonzaga diverso dagli altri, Vespasiano, cui le mille raffinatezze del vivere quotidiano non impedirono di maturare un progetto ambizioso, la creazione di una città ideale. Inserendosi in quel filone dell'età umanistica che poneva fra le mete più alte della fantasia la formulazione appunto di città nuove e a misura d'uomo, Vespasiano era in pratica tenuto a dimenticare Mantova, dalle strutture esclusive e spesso anguste. Lo spazio fra i tanti possedimenti dei Gonzaga non mancava. Lo trovò nell'antico castrum romano di Sabuloneta, incastonato nel sabbioso triangolo delineato dal Po, dall'Oglio e dal Mincio. E qui, con le proprie rendite, stimolato dalla febbre di tradurre l'utopia in realtà, avrebbe rifondato Sabbioneta. La formula urbanistica concepita da Vespasiano per la creazione della cinta fortificata, come per il rinnovamento dell'abitato, era in buona parte ispirata da un trattato di architettura del senese Pietro Cattaneo, pubblicato a Venezia alla metà del Cinquecento, che oltre ad offrire numerose piante di città ideali, riprendeva con criteri aggiornati una formula quattrocentesca di Francesco di Giorgio Martini, ma si alimentava anche con i più antichi e classici suggerimenti di Vitruvio, commentato in una nuova edizione da un alto e coltissimo prelato, Daniele Barbaro. Alla porta imperiale, che guardava la via di Mantova, faceva riscontro in direzione di Cremona la Porta Vittoria, più rustica ma ugualmente ariosa e monumentale. La Sabbioneta di Vespasiano è in realtà una condanna del superfluo. Quel che vi conta sono la fedeltà alla scala umana, l'esigenza del dominio dello spazio, il gusto degli equilibri, la volontà di una norma geometrica quale regola del tutto.
E ancora oggi il tessuto urbano, con le sue 30 isole tagliate da strade ad angolo retto, con la felice proporzione fra la loro larghezza e la moderata elevazione delle case, testimonia una sorprendente e moderna funzionalità di impianto. A Sabbioneta, dunque, l'enunciato ideale si è davvero tradotto in realtà. Nel palazzo ducale che Vespasiano ideò semplice e classico, trionfavano naturalmente gli ambienti di rappresentanza, con ricchezza di stemmi, busti e policrome statue equestri dei Gonzaga. Al culto degli antenati era poi dedicata un'intera galleria, opera di un artista locale seguace di Giulio Romano, Alberto Cavalli. Dei 22 ritratti a basso rilievo in stucco, il ramo di Mantova era tuttavia separato da quello dei Gonzaga a colonna, di cui Vespasiano si sentiva particolarmente fiero. Un elaborato soffitto di legno scolpito, l'unico in policromia di tutto il palazzo, dominava la sala ducale o del trono. Ma la sua preziosità, come quella della decorazione a stucco delle pareti, conservava pur sempre qualcosa di rustico che la differenziava profondamente dai fastosi orpelli di Mantova. Scomparse ovunque le suppellettili, frantumati o sbiaditi, antichi e curiosi affreschi di sapore esotico, a Palazzo Ducale sopravvivono, forse perché difficilmente esportabili, soprattutto soffitti e camini, con mascheroni, fregi e stemmi dallo splendido intaglio e spesso ricoperti d'oro zecchino. Una ricchezza questa coltivata tuttavia solo negli ultimi anni del Ducato di Vespasiano, quando il gusto rigorosamente misurato del primo periodo sembrava lasciare il passo a una spiccata volontà di effetti, riuscendo in qualche caso a incrinare quei principi estetici che avevano governato la nascita della prima Sabbioneta. Nella Sala d'Oro il pezzo più valido rimane ancora il monumentale, classico camino in marmo rosso di Verona. Allo scultore mantovano Corti, a un allievo del cremonese Campi, Pietro Martire Pesenti, e al fornaretto mantovano, stuccatore e pintore di Fiorami, si devono le statue di Marte e di Venere, gli stucchi, le grottesche e gli affreschi della volta nell'elegante saletta di Diana. A Sabbioneta, come a Mantova, il culto della mitologia continua. La grandiosa galleria degli antichi, lunga quasi 100 metri, sollevata su potenti pilastri e indicata in origine con la denominazione di Corridor Grande, si collegava al Palazzo del Giardino, luogo di ritiro del duca nel raccoglimento del vivere privato. E sulla piazza d'Armi, davanti ai due edifici, sopra una colonna corinzia, campeggiava il candido simulacro di Atena, simbolo di quella classicità in cui Vespasiano credeva e per la quale andava costruendo Sabbioneta. Intagliato nella quercia, il prezioso cornicione del Palazzo del Giardino, che sembra non patire le ingiurie del tempo, idealmente continua nelle ricche decorazioni del soffitto e delle pareti, dovute al gioco prospettico del Pesenti, nella lunga galleria destinata al passeggio e alla raccolta di opere d'arte. Agli allievi di Bernardino Campi, forse per sottintendere la ideale continuazione della grecità nel mondo classico romano, Vespasiano fece affrescare gli episodi salienti della virgiliana storia di Enea. E i risultati non mancarono, specie nella suggestiva scena dell'imbarco con la felice apparizione di Venere. Alla dea dell'amore era anche dedicato un raffinato studiolo deliziosamente affrescato dallo stesso Campi. Ma Vespasiano, che amava farsi ritrarre nei panni di Augusto con la vittoria in pugno, prediligeva dopo tutto le imprese dei Cesari, ai quali consacrò una splendida e armoniosa saletta. E alla esaltazione delle virtù romane, da Attilio Regolo a Muzio Scevola, provvide con preziosi pannelli in stucco affidati alla perizia del Cavalli. Nella stessa sala degli specchi, il pittore cremonese Bernardino Campi ravvivò l'ambiente con 4 grandi affreschi che illustravano la vita e i piaceri della campagna, e dove le figure, sorprese nei loro momenti di lavoro o di ozio, prendono luce e rilievo dalla freschezza inventiva dei paesaggi.
Alla luce delle torce che esaltavano la robusta architettura della galleria si percorreva anche un passaggio segreto reso meno tetro da una fitta decorazione di tralci d'edera. Ricollegandosi alla parete di fondo della sala degli specchi ci si immetteva nel gabinetto delle grazie, l'ambiente più intimo di Palazzo del Giardino. E qui, fra visioni fantastiche, teneri nudi intrecciati e le gioiose invenzioni decorative firmate da Fonaretto Mantovano, Vespasiano riusciva forse a dimenticare le molte drammatiche traversie sentimentali che lo affliggevano. Da un affresco di prospettiva urbana alla realtà il passo era breve, perché gli edifici pubblici, pur sorgendo in tempi diversi, beneficiavano di una già predisposta armonia. La chiesa dell'Assunta, fasciata di marmi bianchi e rosa, venne costruita nel 1581 su disegno del Sabbionetano Pesenti. Mancava un teatro e Vespasiano provvide chiamando un architetto e trattatista geniale, Vincenzo Scamozzi. Per bellezza e funzionalità di impianto e per la imponente ma misurata ricchezza della decorazione, il teatro di Sabbioneta è un autentico capolavoro. Esso rappresenta poi nella storia dell'architettura teatrale un'innovazione della massima rilevanza. Per la prima volta infatti, dopo gli esempi antichi, una creazione del genere sorgeva come edificio autonomo e non all'interno di un costrutto già esistente. Teatro nel teatro, sulle pareti laterali fra la loggia e l'orchestra sono efficacemente rappresentati nella cornice di un arco trionfale dedicato a Rodolfo II di Asburgo raffinati paesaggi e rovine romane. Ma anche, con gusto tutto popolaresco, una curiosa bottega da barbiere, probabilmente utilizzata in qualche occasione come fondale di circostanza. Quelli invece dipinti da Bernardino Veneziani dietro la scena fissa sono quasi del tutto perduti. 2 anni prima del teatro, nel 1586, era stata ultimata la chiesa concentrica di Santa Maria dell'Incoronata, fatta erigere da Vespasiano per i Serviti, su uno schema architettonico di ascendenza bramantesca. All'interno la decorazione applicata nel Settecento all'intera struttura nulla toglie al fascino architettonico della chiesa. E alzando gli occhi si stenta a credere che la luminosa lanterna della cupola, anch'essa ottagonale, a riprendere gli 8 pilastri cui si appoggiano le lesene, tocchi un vertice di appena 28 metri. L'opera di Vespasiano poteva a questo punto dirsi conclusa. E proprio qui, accanto alla loggia riservata alla famiglia ducale, lo scultore Leone Leoni avrebbe collocato il suo monumento funebre. Lo splendido bronzo di pura ispirazione classica lo ritrae meticolosamente vestito con i corti calzoni del tempo, alla spagnola, ma con la corazza, il mantello e i calzari degli imperatori romani. Ci sono anche le rituali insegne con l'aquila e le folgori di Giove, ma è soprattutto negli attributi umani che lo scultore ha davvero onorato Vespasiano. Con un piede sulla sabbia a ricordare l'origine di Sabbioneta. Una mano posata su un libro a celebrarne la cultura e l'altra levata nel segno del comando, durato fino al 1591. Con la sua morte si spegneva infatti una delle più alte e significanti personalità della storia della civiltà rinascimentale, lasciando nella nuova Sabbioneta, la piccola Atene dei Gonzaga, il frutto prezioso del suo passaggio tra i viventi.